Eccoci di nuovo in diretta e siamo subito con gli ospiti con i quali oggi parleremo di città, di regione, degli argomenti di attualità. Alessandra Pascolo, Presidente di Italia Viva di Udine. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Cristian Sergo, invece Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Allora, vista anche l'attualità, la stretta attualità, avete visto anche poco fa, noi i servizi, noi in diretta su furti in città, un po' di problemi di sicurezza che hanno fatto forse abbassare la percezione di sicurezza dei cittadini ad Udine. Vi chiedo intanto cosa pensate di questo, Presidente Pascolo, una città che negli ultimi tempi ci sta dando molti spunti di cronaca. Cosa succede a questa Udine? Allora, a Udine succede, grosso modo succede quello che succede a molte città italiane, non è che Udine si brilli per una condizione di sicurezza maggiore di altre città. La giunta comunale ha predisposto un intervento di sicurezza partecipata che prevede tutta una serie di strumenti per migliorare, nei limiti delle competenze del Comune ovviamente, perché il Comune in materia di sicurezza ha delle competenze comunque circoscritte, esistono gli organi deputati che sono la prefettura, che sono le forze dell'ordine, quindi la giunta comunale e il sindaco hanno delle competenze limitate. Quelle competenze sono, secondo noi, da indirizzare necessariamente a una rivitalizzazione il più possibile, non solo del centro, ma anche di tutte le aree periferiche. Riportare le persone in città significa migliorare la condizione di sicurezza. E quindi la ZTL va un po' contro questo, riportare le persone in città, o sbaglio? La ZTL? Sì. La ZTL, allora, sulla ZTL noi abbiamo intenzione e abbiamo iniziato ad aprire un dibattito, abbiamo raccolto delle voci. Tra un attimo ci andiamo, perché andremo a vedere proprio cosa succede in tempo reale. Sergo sulla sicurezza velocemente, perché poi c'è una cosa curiosa da far notare in Piazza Duomo. Anzi, se mi consente, andiamo in Piazza Duomo, perché deve esserci un matrimonio, immagino, Stefano, non lo so, perché vedo gente con i telefonini, dunque non credo che sia una celebrazione diciamo normale, potrebbe essere un matrimonio, non lo so, però proprio a pochi metri di distanza dal mercato, è una situazione abbastanza curiosa. Sì. No, Francesco, è proprio l'uscita degli sposi, acclamati, hanno lanciato il riso, hanno fatto anche un countdown. Proviamo anche il blitz però con è gli sicuramente sposi, qualcosa di particolare. Proviamo il blitz con gli sposi, a fare gli auguri in diretta agli sposi, gli chiediamo se immaginavano di trovarsi all'uscita del Duomo con le bancarelle degli ambulanti. Proviamo. Che per carità va tutto bene, ma comunque è il giorno più bello della loro vita, escono dal Duomo e si trovano con il mercato. Ci proviamo. Stiamo cercando di individuarli, gli sposi, che credo stiano facendo delle foto, adesso non so come mi accoglieranno in questo... Eccoci qua, stiamo per capire... Dove sono gli sposi? Dove sono gli sposi, signore? Se ci chiede siamo tutti contro la ZTL. Tutti contro la ZTL. Vai. Tutti contro la ZTL. Tutti contro la ZTL di questa amministrazione. Dai, ci sta. Ecco. In questo momento proprio. Andiamo solo. Tutto meravigliosamente in diretta. Facciamo gli auguri alla sposa. Tantissimi auguri. Com'è andata? Grazie. Si aspettava di trovarsi le bancarelle qui. No, non me l'aspettavo, ma mi piace. Però c'è più gente. Sì. Grazie, ancora auguri. Anche al papà della sposa? No. Zio. Auguri. Oh. Occhio che se cade lo sposo. Applausi. È tutto meravigliosamente bello, Francesco. Dov'è lo sposo? Auguri, congratulazioni. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Com'è questa uscita dal Duomo con le bancarelle? Beh, il Duomo è bello. Il Duomo è fantastico. Non lo so. Com'è andato il lancio per aria? Benissimo, il lancio? Benissimo, sì, è andato benissimo. Grazie mille. Scusate l'intrusione, però era così. Era giusto farlo, Francesco. Se vuoi lasciamo qui la festa. Auguri ancora a tutti. Comunque il mercato qui mi piace. Sì, bello. Hai visto? Allora è perfetto. E sulla ZTL? Non sono di Udine, quindi no. Allora è il mercato però è bello. Però il mercato è bello, sì. Sicuramente particolare. Udine è bellissima e ringraziamo. Ci stacchiamo, a meno che potevamo fare come il famoso film, no? Due singole a nozze, e io e Zilli potevamo imbucarci.
Stefano, l'eleganza ce l'avevo. Allora, mentre Poi rintracci... Francesco, se vuoi mi sposto dagli ambulanti. Sì, mentre risposti dagli ambulanti e rintracci qualche altra voce, testimonianza di questa mattinata, complimenti insomma per questo blitz nel pieno del matrimonio. Siamo rimasti fermi con Sergio, scusi Sergio se l'ho interrotta, ma era troppo ghiotta l'occasione per fare un po' di TV in tempo reale, un po' di diretta vera dalla città. E allora sulla sicurezza dicevamo, ci sono troppi casi segnalati in questi ultimi tempi. Ma sì, ci sono ovviamente casi, adesso sul troppi mi piacerebbe sempre parlare a livello statistico con dati alla mano per capire se sono aumentati e perché sono aumentati. Noi ovviamente per quanto riguarda la sicurezza io posso dire una cosa, benissimo la sicurezza partecipata, benissimo che anche i cittadini, cosa che in teoria avrebbero fatto anche prima e farebbero anche dopo, perché voglio vedere se un cittadino che nota qualcosa non informa subito le forze dell'ordine e quindi un presidio ovviamente... Un più strutturata la cosa. Sì, può essere più strutturata, però è ovvio che poi il problema è sempre quello, mancano le forze dell'ordine e quindi manca il personale delle forze dell'ordine. Quanti anni è che diciamo che c'è una carenza di diciamo, organici, no? Anche nella nostra regione, anche non solo nella polizia, carabinieri, vigili del fuoco, qualsiasi cosa che ci possa, sulla sicurezza che ci possa essere. Perché i cittadini possono segnalare quello che vogliono, ma se poi le volanti non arrivano in tempo, noi abbiamo avuto anche tutte le segnalazioni del mondo, ma chi doveva fare quello che doveva fare l'ha fatto, come è successo anche stamattina nei servizi che facevate vedere. Questo è vero, e quindi è chiaro che poi ci sono ovviamente molti problemi legati alla sicurezza, l'avvocato immagino possa parlarci per ore anche dei tribunali, delle pene, della certezza delle pene, della situazione delle carceri, possiamo andare a parlarne quanto vogliamo, ma sono tutti diciamo, temi poi collegati. Una cosa però, me la lasci dire sul tema della sicurezza, sono 6 anni che governa la Lega alla Regione, sono 4 anni che governano a livello nazionale, perché col governo Draghi prima, governo Meloni dopo, stanno governando anche dal punto di vista nazionale. Qualcuno inizia a prendersi anche le proprie responsabilità se ci sono gli aumenti di questi casi. Perché se poi scendiamo anche a livello sociale e ci chiediamo perché la gente sta magari anche aumentando diciamo, atti di questo tipo perché non arriva più a fine mese, forse tocchiamo altri temi. Sì, però come detto è un discorso molto complesso, non è che lo risolviamo con una telecamera in più, una telecamera in meno. No, non lo risolviamo, però siccome per noi in qualche modo anche la percezione dell'insicurezza va tenuta in considerazione e va rispettata, perché non il fatto che una persona si senta insicura va comunque tenuto in considerazione. Anche il comune, oltre alle forze dell'ordine che sono sicuramente purtroppo carenti di organico e quindi arrivano dove possono, anche il comune può in qualche modo intervenire aiutando, mandando eventualmente, aumentando l'illuminazione, aumentando gli eventi in strada in modo da portare la gente, aumentando le telecamere, con una serie di strumenti che facciano sentire la gente più sicura. Poi, per l'amor di Dio, la ricaduta in termini di sicurezza effettiva è tutta da verificare, non c'è dubbio, però si fa anche quello che è possibile fare. Cioè ci sono strade di Udine che sono completamente buie. Non aiuta questo, non hanno negozi. Sulla ZTL, visto che abbiamo sfiorato l'argomento prima, poi abbiamo interrotto per andare a fare gli auguri agli sposi, ma allora la ZTL, lei diceva è importante portare le persone in città, c'è chi sostiene che con la ZTL allargata, per esempio Udine Sicura, che è il gruppo che è nato proprio per quello che si diceva poco fa, per queste segnalazioni, poi utili o non utili lasciamo insomma a ognuno il suo punto di vista. Detto questo, Udine Sicura dice che con questa ZTL la città si svuota e quindi si lasciano delle sacche a disposizione, delle piazze, dei luoghi a disposizione di chi vuol delinquere per spaccio e altri tipi di noi abbiamo illecite. Su questo diciamo così, siamo aperti a delle valutazioni sulla ZTL, abbiamo intenzione, perché questo è il metodo di lavoro che ci siamo proposti, di fare delle consultazioni con i cittadini per capire non tanto il malcontento espresso in questo modo, ma delle proposte per il miglioramento di questa situazione. L'idea nostra era che la ZTL dovesse essere inserita in un programma più ampio, cioè dovesse esserci a monte della ZTL una sorta di pianificazione, di idea della città che passa attraverso i mezzi di trasporto,
trasporto prima di tutto, perché bisogna assicurare l'accessibilità al centro anche delle persone che hanno difficoltà di deambulazione, anche gli anziani al limite, così come a chi per motivi di lavoro deve accedere velocemente alla zona a traffico limitato. Bisogna ascoltare quindi i cittadini, bisogna ascoltare i commercianti che hanno delle problematiche loro, e bisogna inserire in un'idea di città che promuova altre attività, però, perché la gente in città deve arrivarci, ci arriva volentieri se c'è qualcosa che l'attrae, e quindi supera la difficoltà dell'accesso limitato, del parcheggio limitato, se ha qualche cosa che l'attrae, altrimenti va al centro commerciale. È più semplice, è più attrattivo. Da questo punto di vista, Sergio, sulla ZTL è davvero un problema per la sicurezza anche la ZTL? Da 20 anni preferisce andare ai centri commerciali piuttosto che nel centro di Udine, questa è la verità, e purtroppo quando per decenni, perché ormai parliamo di almeno 2 decenni, ma insomma già prima probabilmente si notava qualcosa, c'è stata una politica che ha favorito il proliferare dei centri commerciali ed evidentemente l'abbandono del centro storico, anche per quanto riguarda la movida. Basti pensare quanti ristoranti sono nati fuori dal ring, diciamo, di Udine, tra centri commerciali, via al Tricesimo, ormai c'è un'offerta incredibile. È chiaro che o pensiamo e ragioniamo sul fatto che siamo una città di 100.000 abitanti e non di 4 milioni, oppure è chiaro che se qualcuno apre, altri sono destinati a chiudere. Noi lo diciamo da 10 anni, io ho fatto le battaglie contro le liberalizzazioni del commercio a ogni livello, e purtroppo diciamo siamo ancora qui. Quando noi dicevamo dobbiamo chiudere i centri commerciali la domenica è perché le persone che sono state abituate anche a lasciare la città per spostarsi nei centri commerciali o durante i giorni festivi, adesso fra poco avremo però bisognerebbe poi aprire i negozi alla domenica. In centro? In centro? In centro, certo. Sì, ma adesso non lo fanno perché comunque la concorrenza è quella di avere i centri commerciali aperti. Se fossero chiusi quelli, probabilmente i commercianti, sapendo che la gente da qualche parte vuole andare ed è giusto che possa fare anche i suoi diciamo, acquisti, probabilmente ci sarebbe sicuramente una rivitalizzazione del centro storico magari nel weekend, e una persona che viene in centro a fare acquisti magari un giorno al mese ci viene più volentieri anche la volta dopo, perché sa giustamente che può trovare qualcosa. Ma non è solo questione di aprire o chiudere negozi, perché poi ci sarebbe ovviamente anche qua un discorso da fare legato ai privati, perché poi noi possiamo fare tutte le scelte del mondo, però poi ci servono imprenditori che vengono a investire, imprenditori che decidono magari di affittare a un costo calmierato, no? Diciamo così, per quanto riguarda i negozi, e quindi avere anche delle agevolazioni in questo senso. Noi abbiamo fatto le nostre proposte anche nella legislatura passata, per fare in modo che anche le tasse comunali che un imprenditore paga magari i primi anni si possano togliere. Chi può intervenire? Interviene la regione, non è stato fatto. C'era il discorso del credito d'imposta per gli affitti, è durato solo durante il lockdown, si poteva fare anche dopo. Così come i deore danno un senso di vitalità alla città, soprattutto quando c'è bel tempo come oggi, e voi avete visto anche le immagini che avete mostrato adesso del Piazza Duomo, tutte quelle persone che sono arrivate per un evento specifico, però hanno potuto parcheggiare, evidentemente, hanno potuto accedere, evidentemente, ed erano lì perché erano attratte da qualcosa che le ha portate in centro. Ma ci sono arrivati. Era il matrimonio. Ma ci sono arrivati. Dovevano arrivarci per forza. Ma ci sono arrivati. Allora, questo vuol dire che se uno è attratto ci arriva, a prescindere dalla ZTL o meno. Quindi il tema è l'attrattività, anche perché i negozi chiudono. Via Vittorio Veneto è desertificata, anche a Milano chiudono i negozi, ma l'indomani apre un altro negozio. Via Vittorio Veneto è chiusa praticamente da anni. Sì, non c'è turnover, insomma. Sì, però passano le auto, ci sono i parcheggi in piazza nella via praticamente parallela, ci sono le strisce blu, c'è il parcheggio in piazza Venerio che è a 50 metri, però lì sotto i portici ormai ovviamente sono più i negozi chiusi che quelli aperti. E c'è la posta, quindi ci sono anche dei servizi, perché ci sono banche, posta, assicurazioni e tutto il resto. Insomma, andava fatta una programmazione un pochino più ampia. No, il problema su questo, do ragione, che magari intervenire sulla ZTL
È giusto, secondo me, fa benissimo anche l'assessore Marchiolla a spingere in questo, perché o cambi o se aspetti non cambi mai, e come diceva giustamente anche il sindaco recentemente, chi non sbaglia e chi non fa niente, e quindi qui non si è fatto nulla, per cui è giustissimo quello che sta facendo l'assessore Marchiolla. Si poteva magari fare un ragionamento un po' più diciamo allargato, anche perché abbiamo assunto mi pare un manager per il commercio, no, che dovrebbe dare anche delle risposte, e ovviamente il suo lavoro non può essere quello di dire apriamo Udine alle auto, perché sennò andrebbe in contraddizione con quanto si sta facendo. Quindi bisognava fare una regia complessiva. Bisogna ripensare la città, e magari questa sperimentazione, perché si parla ancora di sperimentazione della ZTL, che serva a capire le cose che non vanno e che poi siano i correttivi. A proposito di cose che non vanno, Stefano, allora il matrimonio lì va, e speriamo che vada per l'eternità, per la coppia che si è appena unita in matrimonio, ma per quanto riguarda invece il mercato, torniamo ancora con qualche ambulante. Stefano, se puoi raccogliere un po' di pareri dopo la visita di ieri del vice sindaco Venanzi, se li ha soddisfatti, e intanto come è andata oggi per esempio con la questione del carico e scarico, perché ci raccontavano qualche giorno fa, il primo giorno di ZTL, di 20 minuti persi per andare a parcheggiare, trovare un posto, portare le robe lì in mercato, poi dover abbandonare e lasciare senza presidio il proprio punto vendita per andare a riprendere il furgone. Insomma, tutta una serie di problematiche che impattano sull'attività degli ambulanti. Sì. Il matrimonio prosegue, foto di gruppo, tante cose. Qui il carico e scarico di mezz'ora non bastava. Adesso andiamo a prendere gli ambulanti che abbiamo imparato a conoscere, insomma i due un po' più polemici, così li abbiamo chiamati, perché comunque c'è questo disguido di dover traslare il mercato in Piazza Duomo. C'è stato però l'incontro con Venanzi, vogliamo chiedere anche questo, lo andiamo a cercare. Eccoci qua. Come sta andando questo primo sabato in Piazza Duomo? C'è molta gente, indubbiamente c'è tantissima gente, molta di più di quella che generalmente c'è in Piazza 20 Settembre. Poi evidentemente c'è da capire chi lavora di più, chi lavora di meno. Adesso io poi, siccome siamo tutti messi qui, ci guardiamo, nel senso io vedo il banco del pesce che generalmente non vedo mai nella postazione dove sono nel mercato di 20 settembre, quindi non so fare il rapporto, nel senso se ha lavorato di più o di meno, sarebbe da chiedere a loro. Sicuramente comunque c'è, così a occhio e croce mi sembra che sia più gente, sì. Con i disguidi del caso? Però abbiamo un problema. Io oggi ho rotto l'ombrellone perché io non posso ancorarlo al mio furgone che generalmente tengo nel mercato di Piazza 20 Settembre. Io non posso far spogliare la mia cliente, nel senso fargli fare la prova del vestito, perché non ho la possibilità di mettermi anche con uno spogliatoio mobile di fronte a una chiesa, a un sagrato di una chiesa. Insomma, ci sono questi problemi e questo per me comporta un danno economico non da poco, perché la gente vuole provare robe. Cioè, se è d'inverno è un discorso, ma d'estate, in primavera, prima di spendere 20, 30, 40, 50 euro, dice posso provarlo. Allora cosa è successo? Che ho parcheggiato il furgone qui a 15 metri in un carico e scarico, sono arrivati i vigili, giustamente chiamati dai residenti, che mi hanno detto di spostare il furgone, quindi ho dovuto portarlo a 500 metri da qua. Sull'incontro avvenuto ieri con il vice sindaco Venanzi? Con il vice sindaco Venanzi si è messo a disposizione, ci è venuto incontro e ha preso una posizione, anzi due posizioni, una riguardante il prossimo ritorno in Piazza 20 Settembre, perché si prospettava, così le voci dicevano, che sarebbero passati 6 mesi addirittura dopo il Friuli-Doc, invece sembra che ci sia la possibilità di tornare molto prima, nel giro di un paio di mesi, facendo dei lavori un po' a tronconi. Poi si è preso a carico anche il fattore, qui mancano ancora 5 precari, persone che oggi non stanno lavorando, che hanno tutti i diritti come gli altri, perché vengono in settimana a lavorare, quindi si è preso in carico anche questo e dice probabilmente che farà in modo di trovarci le postazioni per i giorni a venire, per i precari. Quindi devo dire l'incontro è stato un bel incontro, insomma, ripeto,
questa volta è venuto lui qua, non è che le cose sui giornali, sai, che si dicono, no, lui l'ha detto e l'ha riportato sul giornale. Staremo a vedere, siamo in attesa, intanto continuiamo a monitorare. Noi non possiamo fare altro che ringraziare tutti quanti voi, tutta la stampa che ha preso a cuore questa situazione, perché io non ricordo un interessamento del genere, veramente. E quindi dai, se tutto va bene, Udine è piccola, siamo una grande famiglia, giusto? Assolutamente, grazie mille, buon lavoro, Stefano. lasciamo andare. Grazie Stefano. Sì, ci fermiamo con il live perché andiamo avanti. Tu intanto raccogli ancora pareri, immagini e ciò che serve anche per i nostri notiziari regionali 18:30 e su Udine delle 19. Torniamo però con i nostri ospiti. Abbiamo sentito questi problemi degli ambulanti che sono quelli che sono venuti più a galla in questi giorni e devo dire che da quello che abbiamo sentito noi le problematiche maggiori nascono da chi fa impresa, da chi deve lavorare, perché poi la gente sembra aver risposto positivamente, poi c'è chi è contrario, chi è favorevole, chi più, chi meno, ma i problemi principali sono stati sollevati dalle categorie economiche. Certo. È così? Certo, è logico che siano quelle. Io sono convinta che anche una fascia di cittadini sopporterà alcuni disagi, può darsi che li superi come no, ma la mancanza di mezzi di trasporto che possano accedere al centro penalizzerà alcuni cittadini. Gli anziani, per esempio, faranno fatica ad arrivare al centro. Però al di là, questa è una parte le cui esigenze vanno comunque tenute in considerazione, ma quelli che sopportano i maggiori disagi sono sicuramente gli operatori economici. E quindi bisognerebbe fare una riflessione su questo, insomma. Certo, ma sono anche paradossalmente gli stessi operatori economici che si lamentavano della chiusura di via Mercato Vecchio. Adesso se gli andate a chiedere se si stava meglio prima o dopo, ovviamente non vorrebbero più vedere una macchina avvicinarsi a via Mercato Vecchio. Abbiamo ospitato proprio ieri. È la stessa Confcommercio praticamente, con le stesse persone che c'erano all'epoca e che ci sono ovviamente oggi, che proponevano referendum, tutto quanto. No? Io dico una cosa, è anche emblematico quello che abbiamo visto recentemente, andando poi anche a rivedere quello che è successo anche sulla pedonalizzazione di via Mercato Vecchio, no? Quando c'è stato un fiume di gente che ha riempito quella piazza perché chiedeva lo stop delle auto, a differenza di quello che sta succedendo adesso. Io ho visto persone in piazza protestare contro la ZTL, così come diciamo, è entrata in vigore in queste ore, erano più i consiglieri comunali di opposizione che non i cittadini. Come avete sentito adesso, giustamente, dall'intervista che avete fatto voi, abbiamo preso un campione di 4 persone, no? Sì. C'era la signora che ha detto siamo tutti contrari alla ZTL, poi è stato chiesto o al mercato, sì, no? Avete chiesto, tutti gli altri erano favorevoli e contenti, anche il commerciante stesso, l'operatore economico, sì, che bene o male ha avuto i suoi disagi, però cosa ha detto? C'è molta più gente rispetto agli altri giorni. Sì, non farei il metro su questo sabato mattina a cui siamo graziati. No, sicuramente, come tutti, questo vale per ogni mercato, perché anche via Levate se piove ovviamente uno non può pensare. Infatti, certo, che non è l'opinione del singolo buttata lì, è una valutazione oggettiva delle difficoltà delle varie categorie. Però chiaramente l'operatore economico gli interessa una cosa. Il tempo stringe, volevo chiedervi qualcosa prima di chiudere il dibattito che abbiamo in maggioranza dedicato alla ZTL, che è alla sicurezza, certo, che sono gli argomenti di attualità più stretta, però di attualità un po' più in generale. Vorrei un attimo parlare di superbonus e di questo nuovo condono che pare stia arrivando per quanto riguarda la possibilità di sanare delle piccole infrazioni e quindi anche di permettere a chi deve vendere una casa o anche di affittarla di farlo regolarmente, quindi di mettersi in regola. Partiamo dal superbonus, quello che è un grande cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, no? Tutti questi cambi però hanno stravolto il tutto e alla fine si è arrivati ad un'ulteriore modifica. Blocco. Certo, sì, parto io perché non so. Sì, partiamo dal Movimento 5 Stelle, poi vengo da lei. Ma sì, lei giustamente ha detto un grande cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Allora, partiamo da un presupposto. Noi abbiamo attivato la misura. Dopo di noi ci sono stati, come ricordavo prima, 2 governi, in cui dentro ovviamente c'erano anche forze di centrodestra e quindi non solo Movimento 5 Stelle. Questi 2 governi cosa hanno fatto? Hanno di fatto messo un bastone tra le ruote alla volta alla misura, tanto da arrivare praticamente ormai alla sua cancellazione quasi totale, così come era nata all'epoca,
in risposta alla pandemia Covid, in risposta a una situazione drammatica della nostra economia. Allora io dico sempre, anche quando si parla di superbonus in questa regione, a me piacerebbe che chi lo fa o chi pensa di farlo lo faccia dati alla mano. Noi abbiamo avuto negli ultimi diciamo 2 anni e mezzo, perché abbiamo iniziato a fare gli investimenti dalla primavera del 2021, quindi diciamo ormai 3 anni, in questa regione investimenti per 2,4 miliardi di euro. Sì, però adesso abbiamo tante difficoltà in chi si trova con delle regole cambiate, chi ha iniziato col 110, poi è passato al 90, poi adesso al 70. 2,4 Ci sono gli miliardi esodati, chiamiamoli così, gli esodati del superbonus che sono però in grave difficoltà. I lavori completati in questo momento sono il 94%, quindi con tutti gli ostacoli e tutti i paletti che sono stati messi dal governo Draghi e dal governo Meloni. Dati per buoni dati che lei mi dà, sono i dati Enea, li trovate non ho motivo di dubitare. Enea è un ente governativo, non è il Movimento 5 Stelle. C'è un 6% che ha grosse difficoltà. No, deve ancora finire i lavori. È chiaro che però se c'è chi è partito col continuiamo 110 a metterli... e si trova col 70, questa differenza tra il 110 e il 70 chi la paga adesso se arriva l'agenzia delle entrate? Questo dovete chiederlo ai governi che hanno voluto questa cosa qui, perché con noi non esisteva questo problema. Pascolo, ci dica il suo parere sul superbonus e sui... Sul superbonus penso che sia stato detto, i dati giustamente si devono valutare i dati e l'impatto sul deficit è un dato. E le ricadute positive del superbonus non sono state sufficienti, sono lontanissime dal compensare gli effetti negativi, se non altro perché tutti gli effetti espansivi che ci sono stati inizialmente, non innescando un circolo virtuoso, hanno poi alla fine portato a un effetto recessivo. Il problema degli esodati è un problema grossissimo, soprattutto per quelle fasce, per quella parte di esodati che rientra in una fascia di reddito bassa e quindi si trova con delle difficoltà. Al netto di quelle che sono state le frodi sicure che si sono purtroppo verificate nel 2023, soprattutto nell'ultima fase del 2023, quando la corsa a ultimare i lavori al 31/12 ha portato a tutta una serie di chiamiamole aberrazioni. C'è una fascia di utenti che ha operato bene, ha operato seriamente e sulle quali bisognerà che si intervenga, perché chi ha redditi bassi, chi ha un ISEE inferiore, sembra che ci sia una proposta comunque per chi ha redditi inferiori, un ISEE inferiore a 15.000 euro di un intervento, di un fondo per coprire la differenza fra il 70 e il 110, che francamente mi sembra doverosa. Comunque il cambio delle carte sulla misura, al netto del giudizio sulla misura che è negativo, ovviamente. Il cambio delle carte in tavola a gioco già iniziato non è proprio... ma non era possibile, però non era possibile fare sono stati creati così, però. Sì, sono stati creati non erano previsti dalla misura iniziale, sono stati creati. Una battuta di 30 secondi a testa sull'ipotesi di condono, 30 secondi a testa. Ma ovviamente noi siamo contrari a prescindere a ogni tipo di condono possibile e immaginabile, perché riteniamo che chi ha pagato le tasse non possa vedere ogni volta qualcuno che non l'ha fatto vedersi aiutato dallo Stato in questo modo. Ed è ovviamente questa è una questione di principio, poi possiamo entrare magari nello specifico e capire perché una persona non ha pagato, se c'erano determinati problemi, se era colpa della pubblica amministrazione, allora lì però non parliamo di condono, lì parliamo di sanare delle situazioni non dovute a un singolo cittadino che deliberatamente non ha voluto pagare le tasse. Questo è un po' diverso, infatti, e quindi bisogna, un conto sono le problematiche. No, a questo qui devo dire la verità, come sta venendo... No, allora, contrario a prescindere ai condoni, poi... Favorevole nei limiti in cui non sia premiante per chi ha operato intenzionalmente, con dolo... In malafede. In malafede. Chi è stato costretto per motivi economici, per motivi familiari, per i più vari motivi è stato costretto... Cosiddetti abusi di necessità. Esatto, uno stato di necessità giustifica anche il condono, come giustifica qualsiasi tipo di esonero da responsabilità penale. Grazie a Alessandra Pascolo, Presidente Italia Viva di Udine, e a Cristian Sergo, coordinatore di Udine, provincia di Udine, del Movimento 5 Stelle.